stazione, dove una locomotiva, dopo aver fatto una bella scorpacciata di carbone, sta facendoci sopra una buona pipata. «Signora locomotiva», chiede Albertino, «ci porti da papà?» «Impossibile», risponde la locomotiva. «Crisi dei trasporti, mitragliamenti, mancanza di personale». «Signora locomotiva», prega la nonnina, «portami dal mio bambino. Non sai cosa rappresenti per una mamma il suo bambino? Tu non hai figli?» «E come no?» risponde la locomotiva. «Non sono forse miei figli tutti questi vagoni che tu vedi?» «E so anch'io, signora, cosa voglia dire avere dei figli lontani. Sapessi, vecchia signora, quanti e quanti miei figlioli sono costretti a lavorare laggiù, nel paese dove si trova tuo figlio. Se sai dov'è, vuol dire che tu lo conosci, il mio padrone», esclama Flick. «Effettivamente tu lo dovevi conoscere, era un tuo ottimo cliente, aveva l'abbonamento». La locomotiva mandò fuori un sospirone di fumo nero. «Lo conosco, sì, ma non per l'abbonamento. Purtroppo l'ho dovuto portare io, lassù, assieme agli altri. Quando mi ricordo, mi monta il vapore alla testa del cilindro. Non mi ci far pensare». La locomotiva s'era commossa e sospirava con tutti i suoi stantuffi. E allora Albertino la pregò ancora e quella cedette. «Salite, vi porterò fin dove mi sarà possibile. Non si sa mai quel che possono combinarti lungo la linea quei monellacci della montagna. In carrozza, signori, si parte!» E cammina, cammina, cammina. Ad un tratto il treno si arrestò bruscamente. «Fine del viaggio», disse la locomotiva. Il ponte è saltato in aria. «Ah, monellacci, sempre voglia di scherzare, beata gioventù». Il treno fece macchina indietro e Albertino, la nonnina e Flick e la lucciola si trovarono soli in piena campagna. «Dove si va? A destra o a sinistra? E come si fa poi a capire qual è la destra e qual è la sinistra quando c'è buio?» Finalmente videro avanzarsi un lumicino rosso ed era il fornelletto d'una grossa pipa, e dietro la pipa procedeva un tipo strano con baffoni, giacca nera, calzoni a righe e tubino. «Signore, per cortesia, insegnaci la strada per arrivare dal papà», implorò Albertino. Ma il tipo rispose che lui non sapeva niente e che non aveva visto niente e che non si occupava di politica ma badava ai fatti suoi e che era ancora in giro soltanto perché si era tardato al caffè con gli amici. Poi, quando si fu convinto che quella era brava gente inoffensiva, si tolse i baffi, che erano finti, e si vide che si trattava di una gallina. «Sono una gallina padovana, residente all'estero», disse, «e così travestita rimpatrio clandestinamente per fare l'uovo. Voglio che il mio uovo sia italiano». «Stupendo!» esclamò la nonnina, che era romantica. «Stupendo! Sembra una gallina del Risorgimento». Poi, siccome si era commossa anche lei, la gallina disse: «Camminate lungo questa strada, contate 1490 passi, poi voltate a destra, andate sempre dritto e troverete quello che fa per voi. Adios!» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1490 passi. Poi voltate a destra, quindi eccoli in un bosco. E cammina, cammina, cammina. D'un tratto sboccarono in una bella radura illuminata da grosse stelle pendenti dai rami degli alberi, come frutti di fuoco. Era un campo di aviazione, però non uno dei soliti campi coi soliti aeroplani, ma un campo d'atterraggio per angeli d'ogni tipo, angeli monomotori, bimotori, trimotori, quadrimotori, prendevano terra o decollavano. «Vi porterò al campo di concentramento», disse un angelo che era addetto ai sogni. «Salite!» Era un bell'angelo con 3 paia d'ali, un trimotore, e Albertino e la nonna Flick e la lucciola si trovarono ben presto altissimi nel cielo. E nel cielo nero ogni tanto si spalancava una finestrella e s'affacciava una stellina che salutava sventolando il fazzoletto. Ad un tratto si aprirono anche le imposte d'un grande balcone e la luna venne fuori a curiosare e tutto il cielo si illuminò. «Ritirati, pettegolona!» esclamò l'angelo, ma non fece in tempo a finire che si sentì uno schianto e l'angelo si inabissò con un'ala in fiamme. La Flack l'aveva scoperto e colpito. La nonnina, Albertino, Flick e la lucciola precipitarono nel baratro buio. «Aiuto!» gridò Albertino, e il vento lo udì e accorse, e prese a bordo i naufraghi dell'aria e li portò dolcemente giù, giù, deponendoli alla fine sulla neve soffice. Poi se ne andò borbottando: «Benedetti sogni,
Se non vi si stesse attenti, chissà come andreste a finire. Dove erano andati a cadere i nostri naufraghi? In un bosco, un immenso bosco con grandi alberi carichi di neve, e neve copriva la terra, soffice e bianca come panna montata. Un bosco buio, pieno di freddo mistero. E adesso, nonnina, domandò Albertino, come si fa? Non temere, lo rassicurò la nonnina. Domandando si arriva dappertutto. Guarda, arriva proprio qualcuno. Buonasera, signora. Chi è, nonnina? È la formica, spiegò la nonna. È la buona formica che lavora tutta l'estate per mettere da parte roba. E così, quando viene l'inverno, la brava formichina è tranquilla, mentre la cicala, che ha trascorsa tutta l'estate cantando, deve andare da lei a implorare un po' d'aiuto. E la formica le risponde: se hai cantato, adesso balla. Bisogna sempre lavorare e risparmiare, bambino mio. E il risparmio? A morte il risparmio! Urlò la formica. Peste dannazione a chi ha inventato la giornata del risparmio, i salvadanai e la previdenza. Ho lavorato 30 anni come una negra, economizzando il centesimo. Mi sono fatta, a costo di spaventosi sacrifici, un gruzzoletto per la vecchiaia. Ed ecco il magnifico risultato. Le mie 50.000 lire valgono oggi come 75 lire di prima della guerra. E devo andare io ad elemosinare dalla cicala, la quale adesso fa soldi a palate, perché, avendo trascorso i suoi giorni guardando il panorama, ora tutti vengono da lei a farsi descrivere le albe rugiadose e i tramonti di fuoco e i placidi meriggi e le profumate notti del felice tempo che fu. Adesso che ha in magazzino articoli di nostalgia, fa quattrinoni. Abbasso il risparmio, abbasso i capitalisti, la proprietà degli altri è un furto. E si allontanò cantando inni sovversivi. Orrenda guerra che distrugge tante belle favole, sospirò la nonna. Non vi rattristate, signora, esclamò un